qui a Padova, Giuseppe Mandras. Una gara con molti piloti e molti piloti di alto livello, era un spettacolo eccezionale vedere una gara del genere. La pista secondo me era bellissima, penso sia piaciuta molto ai piloti, molti hanno fatto i complimenti al Motoclub. Prossime gare di campionato in questa pista? Questa pista quest'anno, campionato sardo, per il momento questa era l'unica, insomma, poi vedremo in seguito se organizzare qualcos'altro, ma valuteremo con calma perché siamo stanchi, insomma. Partito benino, un paio di curve, sono caduto, mi è passato un altro sopra e ho bucato il radiatore, quindi mi ho dovuto ritirare, aggiustare il radiatore. Seconda manche, partito benino anche lì, sono riuscito a tenere quel passo, però non ce la facevo di braccio, ero stanco, cotto. Sono entrata in A, non pensavo di farcela, quindi ho dato un buon risultato, ho fatto 27esimo, alla seconda ancora non lo so, però anche se ho fatto 27esimo lo stesso va benissimo. Ho avuto una brutta partenza, ero intorno a metà classifica, sono riuscito a recuperare sino alla terza posizione, mentre nella seconda sono riuscito a partire un po' meglio, terzo, ho superato il secondo e il primo che era Silverio e poi ho preso un po' di distacco. Oggi un po' spenta, dai, sono stato un po' sfortunato, diciamo. Nella prima manche sono partito bene, poi mi si sono induriti un po' gli avambracci, così, però alla fine ho finito settimo. Poi nella seconda invece non sono partito tanto bene, ho avuto un contatto con Danilo e mi si è spenta la moto. Una bella gara, molto faticosa anche oggi, tra il caldo e insomma la fatica. Dopo la fatica e il fango di Gonnesa? Dopo la fatica e il fango di Gonnesa un bel caldo qui ci ha accotti per bene. Comunque bella gara, la pista bella, perfetta. Molto forti gli avversari, con un Gianmaria Sole che è andato forte nella prima e Michele Puzzu fortissimo nella seconda. Il mio risultato finale ho fatto 2 quinti assoluti e secondo dell'MX2. Un contatto all'ultimo giro e ci può stare, succede nel motocross e abbiamo preso un contattino leggero, diciamo un attimino. Mattia, una pausa lunga un anno. Come mai? 1 anno e mezzo quasi, infortunio pesante, ginocchio, rottura al femore, menisco, quindi è stato molto pesante. È stata una giornata straordinaria per la nostra pista, per il Crossodromo Sastara. 82 piloti in partenza, insomma è stata suddivisi nelle categorie suddivisi 12 65, 8 85 e 62 tra minicross, cioè tra MX1 e MX2 e 125. La pista misura 1650 metri. La pista è omologata per? Terza categoria, sì. C'è possibilità di avere un qualcosa di più? Sì. Diciamo che stiamo chiedendo informazioni per avere qualcosa in più. Dobbiamo allargare qualche metro la pista. Quest'inverno avete avuto dei piloti a livello nazionale e internazionale? Sì. Anche piloti a livello mondiale. Qualche nome in particolare, lo ricordi? Adesso non me lo ricordo. Sono fuso. Comunque a livello dei grossi piloti. Dei piloti nazionali e internazionali, la pista piace? Sì. La nostra pista a livello, diciamo, campionato sardo non è la migliore sicuramente, ma è fra le prime, insomma. A me sinceramente piace moltissimo, anche per i saliscendi naturali. E poi è naturale, ha un terreno... Vuoi ricordare che tipo di terreno ha questa pista? È un terreno sabbione granitico, diciamo, non sabbia, né fango né terra, insomma, è sabbione granitico. Grande rientro di Mirko Marungiu oggi a Padova per la seconda del campionato sardo. Dopo la prima prova di Gonnesa che l'hai saltata per infortunio, oggi ti sei rifatta abbondantemente, Mirko. Sì, ho vinto sia la prima manche che la seconda manche. Come ti sei trovato oggi? Dai, diciamo bene, tranne nelle qualifiche che non ce l'ho fatta fare un giro pieno, però di tutto l'altro è andata bene. Per l'infortunio hai avuto difficoltà oggi a proseguire la gara? Dai, neanche tanto perché dolore ne sentivo poco. Con Roberto Manca qui a Padova per la seconda del campionato. Roberto, la manche sono caduto. Che ha la mano un po' in disuso. Sì, abbastanza. Unghia e tutto il resto. Dovuta a cosa? Dovuta alla caduta durante la partenza della prima manche. Si è agganciato con qualcuno? No, praticamente mi è venuto proprio addosso uno, quindi non potevo fare nient'altro e quindi sono andato giù come un salame. E poi le moto sono rimaste incastrate, ho perso un giro,
cercato di recuperare, ma non più di tanto. Sono contento perché mano a mano che sto andando sto riuscendo a prendere il ritmo, anche che con la mano così è molto dolorante, però sono contento perché quest'anno Puzio è veramente in forma, quindi ora come ora è l'avversario più temibile. Prima match eri in testa e è finito così, ma la seconda match hai dovuto arrancare. Ho dovuto arrancare perché nel giro di condizioni ho notato che la moto stava andando male per i problemi della frizione, essendo un 4,5 l'ho usata tantissimo dalla prima gara adesso, quindi stava slittando. Qui la moto cammina, un 4,50 viaggia, con poco allenamento, quindi ho dovuto sempre arrancare un po'. Questa Yamaha come ti stai trovando quest'anno? Mi sto trovando. Le prime uscite almeno? Diciamo che le prime uscite non tanto bene, però poi cominci a usarla e grazie anche a Silverio Fresi e a Walter Deiana delle sospensioni che me l'hanno messe a posto questa settimana, sono andato a migliorare. La moto va veramente bene, sono contentissimo.